Vai. Ah, ok, ok. Mauri, vieni. Vieni te dietro, no? Siamo tutti qui e vogliamo vedere Bracobaldo Balbo. Il telefono finché non porta l'audio forse. Quella non sono una connessione. Non è scuro. Aspetta un attimo che potrebbe sentirsi perché ho attivato l'audio. Eccoci qua. Bene, allora, Ecco. cari amici e cari amiche che siete qui presenti, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera da parte del laboratorio di Stanti Moniti, Casa Sardegna Online. No, dovrebbe Vi chiedo di uscire fare dal- silenzio per cortesia. Siamo arrivati a questo appuntamento prima delle vacanze estive qui in Italia e come ripromesso abbiamo concordato di prendere i nostri eventi, riprendere i nostri eventi nel mese di settembre. Siamo particolarmente grati ai nostri corregionali dei circoli di Rosario e La Plata, e a cui si è aggiunto anche il circolo di Tucumán, di aver permesso questo evento e farci conoscere un ulteriore aspetto della vita di emigrante, soprattutto in posti sperduti e con radici lontane e dove la distanza, si parla di oltre 10.000 chilometri, fa la sua differenza. Questo lo capiremo anche dai loro interventi. Abbiamo voluto affiancare alla presentazione, dove il ballo diventa momento fondante e valore identitario, non solo per le generazioni nate in Sardegna, ma anche per i figli e i nipoti di quelle generazioni, che abbiamo voluto affiancare, come dicevo, un'associazione culturale e storica, presente da oltre 32 anni e che porta sulle sue spalle il peso della responsabilità di rappresentare quel paese, il loro paese, Orgosolo. Corre l'obbligo ovviamente di ringraziare il Circolo Sciardana di Perugia e il suo direttivo, e ci ha permesso nuovamente di avere ospite l'associazione Murales. Questa presenza deve essere vista come una valida legittimazione e concreta certificazione per gli amici dei circoli di La Plata e Rosario, per tutto il lavoro che hanno fatto, e un momento anche per legittimare tutta la loro attività. E avrei concluso la mia piccola introduzione. Vi chiedo di tenere i microfoni spenti e eventualmente riaccenderli alla fine, eccetto che ovviamente agli speaker. Ora, siccome non c'è ancora Serafina Magia, che è la presidente della FASI, della Federazione Associazioni Sarde in Italia, appena arriva poi la faremo intervenire. Prima di dare la parola a Leonardo, introdurrà il primo blocco per il circolo ovviamente di Rosario, vorrei dare la parola per un breve e particolare saluto. Ho chiesto a un amico che è direttore dell'Istituto Internazionale di Studi Giuseppe Garibaldi, ma che è anche custode onorario della Casa Compendio di Garibaldi a Caprera, è presidente dell'associazione Garibaldi Agricoltore ed anche, e l'abbiamo visto prima, anche discendente, pronipote diretto di padre in figlio di Giuseppe Garibaldi, emigrante per scelta, non so, forse no, ma che aveva fatto della Sardegna l'isola di Caprera la sua patria, il suo rifugio, e con i suoi viaggi, le sue imprese e le sue avventure anche in America Latina si è fatto apprezzare e si è meritato l'appellativo come eroe dei due mondi. Per cui permettetemi di dare la parola al pronipote di Giuseppe Garibaldi, che porta poi lo stesso nome ovviamente e cognome, è Giuseppe Garibaldi. Giuseppe, apri il microfono perché state. Grazie di essere qui con noi. Ti ringrazio e obbedisco. Questo mi sembra il modo più giusto per cominciare. Non è che sono indifferente a un incontro di questo tipo, anche perché
vivendo gran parte della vita io stesso a Caprera, ovvero in Sardegna, ho capito perché il bisnonno scelse la Sardegna come quella parte d'Italia dove vivere. Dove vivere in un mondo che non gli era poi tanto sconosciuto perché era un mondo di amici. Gli amici che aveva conosciuto là, andando in America Latina in particolare, con quegli uomini che lo seguirono, molti dei quali sardi. Non faccio dei nomi, ma rimanendo in zona maddalenina non posso non ricordare appunto Susini, non ricordare Maggior Leggero, cioè Cogliolo, ovvero quell'uomo che lo accompagnò dall'America Latina, dal Brasile, dall'Uruguay, Argentina, fino ad arrivare poi là dove sua moglie Anita morì vicino Ravenna. Uno di quegli uomini che più volte gli salvò la vita, ma da Cagliari c'era Angelo Pigurina, ma tanti, decine. E fu il coraggio di questi uomini che lui conobbe accanto a sé e che furono risolutivi per cominciare intanto a capire chi fossero le persone che lo circondavano, tant'è che riusciva a scegliersi proprio gli amici per poi portare a termine delle storie incredibili che conosciamo abbastanza bene. E perciò a me rimane dentro certamente qualcosa di importante che cerco come pronipote di trasmettere a chi mi è intorno e in questi tempi in particolare di cercare di un po' oppormi a quella che è una storia che viene ribaltata. Chi è dalle parti di Rosario, chi è in America Latina in particolare, ma non meno chi è in Cina, dove il bisnonno è andato e si è fatto conoscere abbastanza bene. Andava lì non per fare guerra, ma andava lì per motivi commerciali, portando dal Perù alla Cina il guano, ma quando ritornava con a bordo dei cinesini che non sapeva ci fossero e che in teoria erano degli schiavi, come saputo questo, al momento qui toccava la terra degli Stati Uniti del Sud America, erano subito degli uomini liberi. E gli uomini liberi è uno di quei concetti fondamentali che seguirono il bisnonno fino in fondo, rinunciò alle offerte di Lincoln, sapete, perché non era convinto che quella guerra nel Sud portasse veramente alla liberazione dello schiavismo. E questi sono quei valori, da quelli del rispetto di qualsiasi forma di umanità, cominciando però dal rispetto di quello che è madre natura, quello che ci circonda, perché era convinto, zappando a Caprera, egli ha ricordato l'associazione Garibaldi Agricoltore, perché sono fermamente convinto che un uomo come lui ha tratto sicuramente forza e ispirazione, ha capito che cosa vuol dire vivere per l'uomo in armonia con il pianeta, cosa fondamentale di cui ci stiamo accorgendo proprio oggi, nel momento in cui si rompe questo rapporto armonico, delle volte cresciuto con fatica, si rompe il mondo, è il mondo che si sta rompendo. Perciò io vorrei proprio, in particolare con gli amici sardi, quasi dire forza per certi aspetti e forza in tutte le forme, cominciando anche dal ballo, ma anche dall'agricoltura, ma più che altro da quello che voi sentite, che noi sentiamo dentro di noi, a far ricordare a tanti che l'eccellenza italiana che nasce da lontano è quella per cui Giuseppe ha combattuto in America Latina, ha combattuto in Italia, ma ha fatto arrivare messaggi incredibili. Pensate che per lavoro, quando mi ritrovai nel 75 in Nigeria, là dove il bisnonno non andò mai, né ci sono stati mai scritti libri, mi ha insegnato nulla a scuola, un capo tribù fa un altro capo tribù, venisse un Garibaldi a mettere pace tra di noi. O in India, nel bicentenario della morte del bisnonno, ora vi lascio perché sennò rubo troppo tempo, fu invitato per parlare dell'influenza di Garibaldi sul pacifismo gandhiano. Perciò pensate quali valori aveva dentro di sé quest'uomo che scelse la Sardegna come sua terra e quanto forte può essere, diciamo, il mio rapporto con tutti voi.
Giuseppe, grazie, grazie davvero di questo saluto, e ne faremo sicuramente tesoro, e ne faranno tesoro tutti i nostri amici. Elio, però vorrei darvi un piccolo regalo. Vai. Una cosa che nessuno ha mai visto, perché una di quelle cose di casa, di famiglia, è che non è mai uscito di casa. Cioè da Caprera è arrivata a casa mia a Roma, e questo che vedete è l'ultimo berretto indossato dal bisnonno prima di morire. Forse lo riconoscete, lo avete visto in tanti quadri, e sono spesso state le suore sarde a ricamare in oro e in argento questi ricami su questo che si chiama il tocco, così veniva chiamato, e che sulla testa del bisnonno fa ricordare l'icona, l'immagine di un grande uomo. Grazie, grazie, grazie infinite Giuseppe, complimenti, complimenti, ti terremo sempre con noi, sicuramente. Allora, a questo punto entriamo nel vivo, quindi Leonardo è praticamente alla funzione di facilitatore per il Circolo di Rosario, nonché di coordinatore del gruppo folk Sardegna, e ci ha da raccontare una bella storia, è anche lunga. Leonardo, accendi il microfono, vai. Ciao a tutti, buongiorno dall'Argentina, sé che siamo in diverse parti del mondo in questo Zoom, cosa che mi fa molto, molto piacere vedere tanta gente così coinvolta. Io mi chiamo Leonardo, formo parte del Circolo Sardo da abbastanza anni, anche faccio parte del direttivo e sono un componente del gruppo Folk Sa Sardegna di Rosario, che adesso tenterò di fare un piccolo riassunto, un racconto di quello che facciamo a Rosario, di che cosa siamo orgogliosi di portare avanti, e soprattutto vorrei ringraziare prima di tutto a Vicky dalla Plata e a Elio per questa bellissima iniziativa e questa opportunità di far conoscere quello che facciamo a Rosario. Io adesso tenterò di condividere con voi un primo filmato dove potete vedere un piccolo ballo nostro, e poi incomincerò a raccontare un po' la storia del gruppo e un po' la storia del nostro circolo. Si vede? Si vede. Fuerte ese aplauso para Sam.
Ok, non so se l'avete potuto vedere bene. Sì, sì. Ok, bene. Quelle sono due filmati di due momenti diversi del nostro gruppo in due feste molto importanti qui in Argentina. La prima parte che era soltanto il fine, ma si vedeva bene quello che stavamo facendo sul palcoscenico e la gente che guardava con tantissima attenzione. Era in una festa a Buenos Aires, accanto al Cabildo, un posto molto storico a Buenos Aires. E poi l'altra esibizione sul palcoscenico fu a Rosario, in un'altra festa dove abbiamo ogni primo fine settimana di novembre a Rosario, che è la nostra città. Per incominciare a parlare un po' del gruppo, del circolo, ho preparato un piccolo PowerPoint con alcune fotografie, così voi potete vedere di che cosa io parlerò, così che incomincio a condividere anche quello. Qua. Sì. Lì si vede? Sì, sì. Ok. Bene, certamente abbiamo incominciato a parlare della nostra associazione, del nostro circolo, grazie a questo laboratorio di Distanti ma Uniti Casa Sardegna Online, che gentilmente Elio ci ha accolto, diciamo, e ci è piaciuto molto l'idea di far conoscere attraverso questa pandemia che purtroppo colpisce a tutti noi. Ancora noi in Argentina non abbiamo potuto ricominciare in maniera 100% le nostre attività, perché ancora siamo vietati di fare ad esempio le prove di ballo e certe esibizioni al pubblico che ancora non si possono fare. Magari voi in Italia, non so com'è la realtà oggi, ma noi ancora non possiamo andare avanti con queste attività. Dentro questo laboratorio di Distanti ma Uniti, come stavo parlando, un titolo molto bello che ha trovato Elio era "Quando il ballo diventa valore identitario". Veramente al nostro circolo quel titolo, quelle parole vanno messe giuste, perché il Circolo Sardo di Rosario ha diverse funzioni e diverse attività, ma dalla nascita del circolo nell'anno 91, che poi diventa circolo, diciamo, formalmente nell'anno 93, da quel periodo incomincia insieme al circolo il gruppo Folks a Sardegna di Rosario, che appartiene ovviamente al circolo, e soprattutto il valore che ha rispettato il circolo è questo, del valore identitario, non soltanto del Vallo Sardo e di trasmettere la cultura diciamo, del folk della Sardegna, ma anche di questi valori che ci hanno insegnato questi emigrati che sono venuti a Rosario in Argentina. Si vede che cangiano le fotografie? Sì. Ok. Qua potete vedere le distanze che già soprattutto in Argentina sono tante. Guardate le distanze che c'è tra Rosario e soltanto Cagliari. Abbiamo bisogno da Rosario per arrivare a Cagliari praticamente un giorno di viaggio, perché da Buenos Aires a Roma sono 13 ore in aereo, ma poi pensate che da Rosario a Buenos Aires
c'è tutta la lunghezza della Sardegna, praticamente andare da nord a sud della Sardegna è lo stesso che arrivare da Rosario a Buenos Aires, sono più praticamente 300 chilometri dentro l'Argentina. Se dobbiamo andare alla Plata, che con questi amici che stiamo lavorando oggi abbiamo più di quella lunghezza della Sardegna per arrivare alla Plata. Io vorrei dire e far vedere un po' le distanze, perché la nostra federazione coinvolge tanti circoli, ma ogni volta che vogliamo fare qualcosa la facciamo, no? Però con un po' più di fatica, perché le distanze in Argentina sono abbastanza importanti. E questi emigrati, che soprattutto sono tutti emigrati prima della seconda guerra mondiale e del dopoguerra, sono arrivati in questa città di Rosario, che è una città molto particolare, molto carina, soprattutto per i giovani, di molta diversità. È una città molto bella, di un po' più di 1 milione di abitanti, che è abbastanza moderna, che ha un bellissimo fiume accanto, è una città molto industriale e commerciale. In questa città, questi sardi, che prima di tutto i sardi in Argentina, a Rosario, arrivavano in una fonda che si chiamava la fonda di Seta, che era il primo posto dove loro avevano dove potevano incominciare a fare, diciamo, la vita a Rosario, perché lì si parlava il sardo. E c'era il primo punto dove qualcuno che arrivava dalla Sardegna in quel periodo, pensate negli anni 30 e 40, non era così semplice come adesso di un giorno di viaggio, sino che era un mese o 20 giorni di viaggio in nave. E generalmente erano emigrati che venivano dalla Sardegna, e i lavori che facevano era soprattutto l'agricoltura, diciamo, praticamente in maggioranza erano pastori. Questa foto che state guardando adesso è una foto molto particolare, e ho deciso di metterla prima perché il circolo nasce praticamente qua. Qua è la casa di Sebastiano Muredu. Muredu era un emigrato sardo di Orani, proprio della Barbagia, lì vicino agli amici di Orgosolo, che insieme a altre persone in quel periodo, questo certamente non sono gli anni 40, sto parlando dalla fine dall'80, inizio degli anni 90, 91, incominciano queste riunioni di sardi a casa di Sebastiano Muredu e nasce il circolo. Qua i cognomi come Muredu, Baccoli, Fara, Opes, Ortu, Ore, Salaris, Urru, Marinu, Moci, Fiori, Pes, Loru, Sucheddu, sono dei cognomi originali e dei cognomi che iniziano a dare vita a questo circolo. Il circolo nasce nell'anno 91 in maniera informale, poi al 93 formalmente come Famiglia Sarda di Rosario, e poi dal 97 viene riconosciuto dalla Regione Autonoma della Sardegna e incomincia a chiamarsi Circolo Sardo di Rosario. Questi emigrati, come dicevo prima, fanno accanto, diciamo, mentre che il circolo incominciava a nascere e a fare le sue attività, certamente c'erano dei figli e dei nipoti di questi emigrati che per forza partecipavano praticamente del circolo, perché venivano accanto ai suoi genitori, così che per la voglia di far trasmettere la sua cultura decidono di iniziare un gruppo folk. Questo gruppo folk, che in un inizio si aveva chiamato anche su Nuraghe, incomincia a chiamarsi Gruppo Folk Sa Sardegna dal Circolo Sardo di Rosario, e con orgoglio incomincia a far vedere le radici di questi sardi. Rosario è una città praticamente costituita da emigrati, non soltanto italiani, se no anche spagnoli, che è la maggioranza di italiani e spagnoli, e tantissime altre collettività, che è la festa che io raccontavo
che si fa a novembre, una festa molto importante dove più di 1 milione di persone passano attraverso 10 giorni di festa, e la città racconta tutta questa storia che è molto importante a Rosario, perché la città viene fatta dagli emigranti. Il circolo va avanti, e così come va avanti il circolo, anche va avanti il gruppo folk. Qua anche abbiamo avuto a Rosario la presenza dei tenori Sdegnonelli, e qua potete vedere una formazione originale del gruppo folk Sa Sardegna. Quello che porta lo stemma dei Quattro Mori è Juan Maria Faic, che è il primo direttore del gruppo folk, che è con lui che ha iniziato questo gruppo folclorico. Attraverso la nascita di questo gruppo, come raccontavo, questi sardi volevano far conoscere le sue radici. Pensate una cosa importante. Noi siamo un gruppo folk. Si sente? Noi siamo un gruppo folk nato in Argentina, un gruppo folk sardo, di folklore sardo nato in Argentina. Non siamo nati in Sardegna e siamo nati dall'amore e dalla passione di questi immigrati sardi, che non erano neanche ballerini, loro avevano la voglia di far conoscere le sue radici. Quello è il vero senso del nostro gruppo e quello è l'inizio del gruppo. Il gruppo come inizia veramente? Perché in quel tempo non c'era internet, non era come oggi che stiamo parlando in ogni parte del mondo attraverso questo Zoom e possiamo vedere qualche video. Nell'anno 93-94 si fa un viaggio di rientro in Sardegna per questi emigrati che non avevano mai tornato in Sardegna dopo la sua partenza dell'isola, e si portano con sé, quando rientrano in Argentina dopo fare questo viaggio in Sardegna, un sacco di videocassette di VHS, no? Di Sardegna Canta. E attraverso questi video noi abbiamo incominciato a imparare, il gruppo folk incomincia a imparare altri balli che si potevano vedere sulla televisione, che, come raccontavo in tante di questi giorni di organizzazione di questo Zoom, purtroppo questi videocassette vengono bruciate praticamente, perché non era semplice come ora andare avanti e indietro, fermarsi quando uno voleva a vedere i passi. Ma così è incominciato a andare avanti il circolo. Qua potete vedere a sinistra i componenti originali del gruppo folk, e qua a destra due nipoti che sono Jeremias, figlio di Anna Fara di Pozzomaggiore, e Agelen, che è nipote di Toni Baccoli di Barrali. Perché io dico questi cognomi e questi paesi? Perché dovete pensare ai fratelli Muredu, che sono arrivati da Orani, Baccoli che aveva arrivato da Barrali, Fara e Opes erano di Pozzomaggiore, Ortu de Cuglieri, Ore che erano di Santo Lussurgiu, Salaris che era venuta da Sassari, Urru de Scano Montiferru, Marinu de Bannari e Mocci da Riola Sardo. Chi ha un po' la cartina geografica della Sardegna in testa, avete visto che da ogni parte della Sardegna praticamente, sebbene in maggioranza erano qualche dal Logudoro, e abbiamo preso tanti balli dal Logudoro, però uno era campidanese, un altro della Barbagia, una sassarese, gli altri erano del Logudoro. Così che in questo mix, che voi sapete che da paese a paese i balli e i suoni cambiano in Sardegna, pensate come è nato questo gruppo qua in Argentina. Io so che sicuramente gli amici d'Orgosolo
possono pensare, diciamo, che abbiamo, e io lo so perfettamente, noi tutti lo sappiamo, che il nostro gruppo non è un gruppo, diciamo, 100% sardo. Non siamo nati in Sardegna, siamo nati in Argentina, il gruppo nasce in Argentina e porta le radici sarde e porta avanti, come ho detto, i valori che hanno trasmesso questi emigrati. Saranno delle differenze certamente tra un gruppo folk proprio sardo e noi, ma il senso di sardità, come diciamo qua in Argentina, è molto forte. Perché è molto forte? Perché, come dicevamo l'altro giorno con Cecilia di Orgosolo e anche con Nicoletta, è un po' un'idea che salta fuori subito perché è la realtà del nostro circolo. Questi immigrati sono venuti in Argentina in un periodo molto particolare, dell'istoria molto particolare della Sardegna e dell'Italia. E sono venuti in Argentina per farsi un futuro migliore. Ma io non ho sentito mai a nessuno di questi, che ho conosciuto abbastanza di questi sardi originali che hanno iniziato il circolo, a parlare niente malo della Sardegna, niente. Io soltanto ho sentito parole buone e forse sia per questo senso che parlavamo con Cecilia e con Nicoletta, che era la mancanza della loro terra. E quella mancanza della loro terra e quella voglia di continuare sempre legato alla terra d'origine ha fatto crescere questo gruppo. Qua potete vedere qualche foto un po' più attuale, diciamo, sebbene già sono da anni, però non sono delle originali, diciamo un'età mezza del nostro circolo, ma sempre potete vedere accanto a Sebastiano Muredu, che fino alla fine ci ha accompagnato sempre. Fu sempre una persona molto importante, e dico che fu perché prima di alcuni anni prima di questa pandemia purtroppo ci ha lasciato, ma nessuno potrà dimenticare mai Sebastiano Muredu, perché Sebastiano Muredu è il Circolo Sardo di Rosario. Qua dentro delle nostre attività anche abbiamo fatto dei viaggi. Quella foto che si vede a sinistra sono i fratelli Penduzzo la città di San Pietro qua in Argentina, che loro hanno fatto un museo che si chiama il Museo del Tano, e ogni volta che loro facevano un'attività noi eravamo lì con il nostro gruppo. Lo stesso con quella foto a destra con gli emigrati sardi, non soltanto di Rosario e gli altri di Villa Bosch, che è un altro circolo che si trova vicino a Buenos Aires. E qua, in queste foto, sicuramente quella di destra la potete riconoscere perché è la bella Sardegna, e quella di sinistra è la partenza del nostro gruppo folk che quando arriva il 2010 grazie alla Regione Autonoma della Sardegna e alla Federazione Sarda Argentina, il gruppo ha la possibilità di partecipare di fare un viaggio in Sardegna e di partecipare ad una scuola di Vallo Sardo direttamente alla città di Ittiri, attraverso il gruppo folk Ittiri Cannedu. Questa possibilità viene data, come raccontavo, attraverso la Federazione Sarda Argentina e attraverso il finanziamento della Regione Autonoma della Sardegna. E qua le cose cambiano completamente, perché pensate che dal 93 il viaggio viene fatto nel 2010, nessun componente del gruppo aveva mai visto né sentito dal vivo la Sardegna. Questa è la prima volta che il gruppo, o almeno una parte del gruppo, perché non è che il viaggio lo abbiamo fatto tutti, siamo stati in Sardegna. Qua col sindaco di Ittiri nel 2010, quando ci hanno accolto lì il primo giorno di arrivo,
E qua ho scelto queste due fotografie, quella di sinistra è Antonella Orani insieme a Johanna Tevez, che è la nostra presidente del Circolo Sardo di Rosario, indossando il costume tradizionale di Ittiri. E quella a destra è la ragazza che si vede qua, è Paolo Binu, che è un'altra ragazza che ci accompagnò tutto il percorso, tutti i giorni di vita lì a Ittiri. E qua la donna che si vede a destra è Anna Fara, una delle originali del circolo. Mi sembra che la faccia di Anna dice tutto, di portare a Johanna e questo qua sotto è Jonathan, che poi parlerà, che sono i suoi nipoti, in Sardegna dopo tanti anni di lavoro al circolo. Anche dopo di restare a Ittiri, abbiamo conosciuto gli amici del gruppo Ortobene e le ragazze di Sas Nuoresas, con Barbara Bussa, che si vede lì in foto, sicuramente gli amici del Gossolo li conosceranno, e anche Carlo Boedu, che è un bravo suonatore di organetto. Questi giorni furono tutti i giorni di festa, tutti. Questo è un viaggio che non possiamo, non dimenticheremo mai, perché dopo questo viaggio il gruppo cambia completamente. Cambia completamente, nel senso, anche si vede lì in una fotografia Angelo Sias e Anna Rita Coco, due amici di Ittiri. Non vorrei dire tanti nomi perché sicuramente dimenticherò qualcuno, sono tutti bravissimi. Perché? Perché a Ittiri? Perché in quel momento il nostro presidente della federazione era Cosimo Tavera, il padre di Margherita, l'attuale presidenta. Lui era di Ittiri, conosceva Piero Simul, il presidente dell'associazione Ittiri Cannedu, così che il gruppo arriva a Ittiri per questa scuola di ballo sardo. Quale ragazze e anche noi con il costume tradizionale di Ittiri, quelli sono costumi originali veramente, no? I nostri sono una rappresentazione, perché qua in Argentina non abbiamo una sarta. Le gonne delle nostre ragazze sono piegate per le ragazze, ossia, questo è un lavoro che si fa perché si vuole, non c'è un'altra spiegazione. Questa è una voglia che esce da questi emigrati che ci hanno tramandato questo senso per la Sardegna. E poi un regalo che questo praticamente è caduto dal cielo, come alcuni componenti ci abbiamo fermato in Sardegna alcuni giorni in più dopo questo, diciamo, questo soggiorno, e noi abbiamo viaggiato il 15 aprile e poi è arrivato il 1° maggio. Voi sapete che il 1° maggio è la festa più importante a Cagliari di Sant'Efisio, e abbiamo indossato il costume tradizionale di Ittiri accanto a loro e abbiamo fatto la sfilata a Sant'Efisio. Quello veramente è una gioia che non si può spiegare. Una cosa è vedere la festa da fuori, una cosa vedere la festa dall'interno. E noi, dopo tanto tempo, abbiamo avuto la fortuna di fare questa sfilata. Qua vedete dei nostri componenti con il costume tradizionale di Ittiri. E questa foto la volevo mettere così perché quel ragazzo da sinistra lo avete visto prima, e poi è questo ragazzo da destra che ha fatto la sfilata a Sant'Efisio col costume di Ittiri, diciamo. Gli inizi in Argentina con un costume fatto sicuramente da questi emigrati, con la voglia di questi emigrati, e poi lo stesso ragazzo che continua a essere un componente del gruppo folk, si chiama Jeremias, nipote di Anna Fara, lo vedete lì a destra facendo la sfilata a Sant'Efisio con una faccia di gioia importante. Bene, qua altre fotografie con gli amici di Ittiri prima della sfilata. E poi a questa foto arriviamo dopo. Questa è una fotografia dopo il nostro ritorno in Argentina.
Qua abbiamo cambiato anche il nostro costume. Abbiamo tentato di farlo più adatto e più simile a uno sardo. Abbiamo migliorato un po' i nostri costumi, ma sempre portando avanti le nostre radici. Guardate qua, questo in mezzo continua ad essere Sebastiano Muredu, che come dicevo fino alla fine ci ha accompagnato sempre. Questa è una fotografia a Buenos Aires. Il gruppo ha rappresentato tantissime cose, anche abbiamo fatto un viaggio a Buenos Aires, una città che si chiama Adrogué, perché una volta un sardo di Valle d'Oria si è sposato con una ragazza argentina, qui hanno fatto una festa metà in Sardegna, metà in Argentina. E dal circolo di Vichavoz ci hanno invitato a fare una sorpresa a questo sardo con il nostro gruppo folk e partecipare al matrimonio, e noi anche abbiamo ballato lì. È molto importante per noi fare di queste cose, perché non è come ballare in Sardegna. Quando noi balliamo qui, ad esempio a Buenos Aires, siamo sul palcoscenico e noi vediamo sotto, ad esempio, Angela Solinas dal Circolo Sardo Sardi Uniti di Buenos Aires, Oros Andria, che è dal Circolo di Vichavoz, sotto il palcoscenico, che quando suona la musica sarda incominciano a ballare. Quello è un sentimento che... Quello è veramente il nostro sentimento d'amore per la Sardegna, e noi lo facciamo praticamente per loro. Quello che resta, diciamo, è quello che noi facciamo con le altre associazioni, e continuare a portare avanti il folk della Sardegna e le tradizioni. Ma il rapporto che abbiamo noi con i nostri immigrati è un rapporto molto interessante, molto importante, che io non voglio dimenticare di raccontare a voi, così potete capire il senso di questo gruppo. Bene, questi sono momenti di prova, e anche il gruppo in viaggio per una delle sue esibizioni. Qua, in un'altra presentazione a Buenos Aires, lì con la bandiera sarda potete vedere Juan Maria, che è il direttore originale che io raccontavo, con i suoi figli sul palcoscenico con noi, che dopo un tempo ha deciso di venire un'altra volta a far parte del circolo, così che vedete i componenti originali del gruppo con il suo direttore originale che porta la bandiera. E qua con gli amici della Plata, perché anche siamo stati alla Plata invitati da loro. Chi non conosce Giovanna non conosce EB, chi non conosce il Circolo Sardo di La Plata, così che qua vedete i due circoli insieme, lavorando per la cultura e per far conoscere la Sardegna. E qua con gli amici di Buenos Aires, a Sardi Uniti, un'altra volta in una delle tante presentazioni, qua lì si vede Margherita Tavera, Angela Solinas, Veti Marongiu e tanti altri, questo Onni, Spiras, bene, e anche i nostri componenti. E lì adesso una fotografia del nostro gruppo folk nella Piazza di Maggio, dietro al palcoscenico, come raccontavo, un posto molto storico della nostra città. Questo è un altro aspetto del nostro gruppo. Il gruppo viene sempre diciamo, fa parte dell'associazione, non soltanto con il ballo, ma anche per portare avanti l'associazione. Questo è un momento sociale in una festa che abbiamo organizzato insieme al circolo prima di tutta questa pandemia, certo, no? Dove si fa un cibo tradizionale sardo, si fa sempre un mix tra quello della Sardegna e quello dell'Argentina, e certamente poi il gruppo balla, si balla e si canta, si fa vedere, no, le tradizioni della Sardegna. E questo è un altro punto di forza del nostro gruppo.
questo è il momento più faticoso di lavoro in questi 10 giorni che parlavo a Rosario, perché non soltanto è ballare sul palcoscenico, ma anche ballare per portare avanti il circolo. Sono 10 giorni di lavoro dove si fanno dei cibi tradizionali dell'Italia. Noi lavoriamo insieme a altre associazioni italiane, siamo tutti in uno stesso stand, diciamo in una stessa tenda, e poi c'è un'altra a fianco di cultura. Questo anche fa parte del nostro gruppo. È molto importante perché non è soltanto il senso di ballare, sino che voglio far vedere la forza dei ragazzi che lasciano i suoi impegni personali per fare, diciamo, dopo le 18 ore fino a mezzanotte, questo lavoro, 10 giorni di lavoro che non sono pochi. E qua la Dante ieri, lavorando anche con la città di Rosario in un teatro, in qualche manifestazione organizzata insieme alla città di Rosario. Questo nel teatro Il Circolo di Rosario, il teatro più importante della nostra città, in una festa sempre degli emigrati della città di Rosario. E poi ho scelto questa fotografia di sinistra, lì a fianco alla bandiera dei Quattro Mori potete vedere Sebastiano Muredu e 2 piccoli componenti del gruppo folk. Questa non è una foto attuale, saranno 5-6 anni di questa foto, ma cosa voglio rappresentare qua? C'è una differenza di 90 anni tra i bambini e Sebastiano. E guardate con che orgoglio i bambini e Sebastiano continuano a portare la bandiera di Quattro Mori in Argentina. Questo è il senso del nostro gruppo, questa è la vita del gruppo e questo è il perché esiste un gruppo di folk sardo in Argentina. Bene, questi sono componenti attuali con il costume di oggi, queste sono fotografie più attuali a Buenos Aires, queste sono fotografie di Rosario, tutte fotografie più attuali del nostro gruppo. E poi ho deciso di finire con questa. Il gruppo originale a sinistra, comandato da Juan Maria, e poi il gruppo attuale, una fotografia più attuale del nostro gruppo. Ebbene, fare un po' un riassunto di tutto quello che abbiamo fatto a Rosario. Mi sto dimenticando un sacco di cose, veramente sono un po' nervoso anche di raccontare tutto questo davanti a voi, ma il senso e il piacere che mi fa di raccontarlo e farvi capire il perché siamo da quasi 28 anni a Rosario con un gruppo folk che porta avanti queste radici sarde. Bene, grazie Leonardo. Ascolta, siccome stiamo splafonando un po', se sì, diciamo vuoi fare l'intervista eventualmente di un paio di minuti a Tevez, bene, altrimenti si va avanti. Ok, no, mi piacerebbe far parlare 2 minuti almeno sì, vai. A Jonathan, perché perfetto, così avete, ok? La parola di un altro componente, così che... Sì, bene, vai. Buongiorno a tutti. Prima di tutto il mio italiano non è buono perché prima è nervoso, mi fa vergogna parlare, non come detto a Elio, non parlo l'italiano continuo sempre in mia vita. Anche mi piace parlare, anche mi ascolto e capisco tutto.
lo che avete visto è tutta la mia vita, da piccolino, da bambino, e tutto quello che... Scusa, i nervi e ricordare la mia nonna. Jonathan, dai, siamo tra di noi, vai avanti. Ricordare la mia nonna che portava tutto lo sabato a ballare al circolo, che per me non era buono perché io io queria, non ricordo come si dice, desiava miei amici da scuola, e mia nonna no, andiamo a ballare, andiamo al circolo, andiamo con gli altri amici e la mia famiglia, perché portava tutto lo sabato con i miei cugini, e io non sapevo hasta oggi lo importante che era ballare e rappresentare la isola, che oggi lo vivo con mio bambino, mio figlio, e ricordo mia nonna che mi ha insegnato la Sardegna, che oggi è la mia vita. Mi ho fatto un tatuaggio della Sardegna e non dell'Argentina o del Rosario. E tutto il giorno, tutti i sabati, ricordare ballare sardo e dare a conoscere la isola a amici che mi hanno detto: chi è Sardegna? Che stai facendo? Perché folklore sardo e non argentino? È tutto quello che raccontava Leonardo, di portare in via sempre la Sardegna, rappresentare l'isola e viaggiare alla Sardegna e vedere alla gente che ti dà un bacio e ti agradece quello che stiamo facendo in Argentina. Per me, per noi, è molto importante. Si ascolta? Sì, sì, sì. Ti capiamo. Adesso scusa il mio italiano, scusami, non posso parlare, non so tutto quello che... No, però va bene, si è capito bene, Jonathan, si è capito bene. Grazie. Anche quella parte che hai detto che la nonna ti portava al circolo e tu non volevi, però no. È il senso di un bambino che è portato per la nonna per le sue origini, e si è capito benissimo, ma ancora vi posso assicurare che Jonathan tutto quello che ci ha insegnato la nonna lo sta facendo a casa sua. Oggi i tempi sono cambiati. Io a Jonathan l'ho conosciuto da solo, diciamo, senza moglie, senza figli, e adesso sta portando, diciamo, una vita in Argentina attraverso le radici sarde, vi posso assicurare. Quello è il senso che voleva raccontare Jonathan, e soprattutto ringraziare sua nonna, no? Sì, bueno, è una cosa che ieri alla notte avete andato a un ristorante sardo in Argentina, il signor Daniele Pina, e abbiamo parlato di tutto quello di questo, di che come che un gruppo ballo sardo in Argentina, come si è formato, chi balla sardo in Argentina. Noi. Y no lo podía creer, no era creíble que io bailara sardo. Un'altra è che il sardo, quando mi ve, io mido 1,92 m. Non so se hai capito quello. Sì, la tua altezza. La mia altezza sono 1,22 m, e tu non sei sardo. Dove sei sardo? Il sardo non è... è lo che mi hai detto ieri alla notte. Dopo quello del ballo, di rappresentare la isola, rappresentare la storia, rappresentare la mia nonna, portare la bandiera, che il mio figlio, la mia fidanzata,
tutta la famiglia e amici portano un po' della Sardegna, che dove sempre se hai un ballo c'è un amico, c'è un zio, c'è un amico da lavoro. Credo che per me mi dà molto orgoglio portare la bandiera sarda in Argentina e in tutto il mondo. Bene, Jonathan, grazie, veramente grazie della tua testimonianza e ci ha colto veramente, ci ha colpito veramente. Allora, sì. se siamo d'accordo, ti ringraziamo anche la nonna però, perché ha fatto qualcosa di importante. Sì, ringrazio tutta la nonna per quello, quasi piangio perché ricordava la mia nonna che gli è piaciuto, le gustaría. Gli piaceva tanto, quindi voleva trasmettere tutto quell'amore che aveva per la Sardegna ai nipoti, giustamente. Allora, il suo sogno, scusa, il suo sogno era portarlo a Sardegna e ballare nella Sardegna a suo nipote, e il suo sogno lo ha fatto nell'anno 2010 anche. È il sogno di tutta la famiglia o di noi che volevano rappresentare la isola. Senz'altro. Allora, se siamo d'accordo, Leonardo, passerei la parola a Vicky. Sì, Okay. dai, Allora, Vicky dai. ha la funzione facilitatore ed è anche la presidente del Circolo della Plata. Vicky, a te la parola e anche tutto il resto. Ok. Come ha detto Elio, sono Maria Vittoria Chantada Signorini, presidente del Circolo Sardo Antonio Segni di La Plata, città capitale della provincia di Buenos Aires, Argentina. È una città universitaria per eccellenza che si trova a 60 chilometri dalla città autonoma di Buenos Aires, capitale della Repubblica Argentina. Innanzitutto voglio ringraziare la Regione Autonoma della Sardegna, alla FASI e specialmente al Circolo Culturale Sardo di Firenze che attraverso Elio e il suo staff di collaboratori hanno creato Distanti ma Uniti, Casa Sardegna Online, dove molti circoli sardi del mondo partecipiamo e condividiamo le nostre storie, le nostre esperienze e le nostre attività nell'ambito di questo interessantissimo progetto che ci unisce oltre la distanza. Adesso gli do la parola alla signora Giovanna Signorini Falchi, direttrice di Cultura e Legami Istituzionali del nostro circolo, che ci racconterà la storia, prima un po' del nostro circolo, la sua creazione e anche del nostro balletto, Forza Paris. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno Elio, un saluto forte alla Regione Autonoma della Sardegna, alla FASI in nome di Serafina Mascia e a tutti. E sì, sono contenta perché questo progetto del signor Elio Turis di Casa Sardegna, Distanti ma Uniti, io mi sono messa a pensare, sì, distanti non siamo, uniti siamo uniti. La distanza è il baluarte del cuore. Quando c'è il cuore che parla, la distanza non c'è, non c'è. Il nostro circolo si è fondato nell'anno 1986. Dopo, tanti sardi incontravano i sardi e si trovarono in una casa che fu la Casa d'Italia. In questa casa le riunioni erano spesso, si facevano sempre con il cuore, con l'amore di trovarsi. E così nell'anno 1989 fu costituito legalmente il nostro circolo, dove si svolgono molte attività culturali dedicate a promuovere e garantire la cultura sarda fra i nativi e discendenti, facendo conoscere anche alla comunità italiana e argentina locale. Il nostro circolo, proseguendo con gli obiettivi promossi dalla nostra nascita, si promuove principalmente lo studio della lingua italiana, che è la lingua dei ricordi,
come strumento di cultura e idioma di formazione della personalità. Raccontare le tante numerose attività, fra quella che possiamo dire nell'anno 2000, il gemellaggio con la isola Martín García, dove il governo della provincia di Buenos Aires partecipò attivamente con la firma dei convegni, e fu il Circolo Sardo di La Plata, Antonio Segni, la prima piastrella che ha messo nella isola Martín García. Dopo continuiamo con tanti lavori che ha fatto il nostro circolo con la diffusione della cultura sarde. La sardità, prima di tutto, anzitutto, il baluarte più grande che abbiamo avuto sempre nella nostra vita, già con 34 anni di formazione del nostro circolo. Le presentazioni, soprattutto la parte culturale, per far conoscere gli obiettivi, è importantissimo per l'importanza della nostra regione, e senza l'aiuto della partecipazione di tutti i soci non si potrebbe aver portato avanti le tradizioni e la cultura sarda. Siamo protagonisti della storia, i veri protagonisti in questo momento, il Circolo Sardo di Rosario, il Circolo Sardo di La Plata e l'associazione culturale di Orgosolo. In questo momento mi piena il cuore di emozione, e vorrei anche ringraziare, perché non si può esprimere con le parole quello che sente il mio cuore. Ringraziare a voi che ci avete permesso con tanta allegria della partecipazione aver presentato il gruppo amico. Quando il ballo diventa valore identitario, il gruppo di Rosario. E vorrei ringraziare anche, che so che è collegata, la signora Presidente della Federazione Sarda Argentina, la signora Margarita Tavera, che sempre ha fatto il suo appoggio per diventare questo valore identitario sempre con più forza per la trasmissione della sardità. Il nostro circolo si è fatto presente in tante manifestazioni, gare gastronomiche, partecipazione con l'orchestra sinfonica del Teatro Argentino di La Plata. Anche abbiamo partecipato con il nostro gruppo, il nostro balletto, offrendo le classi nella scuola italiana. Il gruppo della prima età, i bambini, si sono messi molto contenti per questa trasmissione della cultura, dove si è fatto anche il ballo, abbiamo ballato, abbiamo portato delle mostre della storia, no? Dell'artigianato sardo. Invece è tanto vasto la partecipazione della storia del nostro circolo, come la presentazione nel Sardegna per tutti, gara gastronomica e culturale che abbiamo fatto nel passaggio d'Ardo Rocha della città di La Plata, con tutti i circoli e tutte le regioni della Sardegna. Il nostro balletto, sebbene adesso da anni che non siamo con le pratiche, ha fatto delle presentazioni nella provincia di Buenos Aires, nel partito di General Paz Ranchos, una piccola città e un luogo molto importante rurale nella provincia. Anche la presentazione nella municipalità con l'invito di San Isidro, in quel momento c'era Cesar Merita, e era a carico della parte delle collettività del partito di San Isidro. Abbiamo fatto la presentazione del balletto nostro in tantissimi luoghi, nelle piazze. Questo è stato molto toccante dire che un giorno ballando nella feria delle collettività del municipio della città di La Plata, pioveva quel giorno, quella notte, perché era di sera, e pioveva, incominciò a piovere, diciamo come adesso
ormai abbiamo detto la forza nostra è la trasmissione della sardità, e siamo usciti con piovendo e abbiamo fatto il ballo più bello che si possa credere. E infine nelle piazze, nella settimana sarda, che noi facciamo tutta la festa con la presentazione della sfilata in onore a nostra Madonna, Nostra Signora di Bonaria, nella chiesa di Lourdes, qua nella città di La Plata, dove si fanno ogni anno, facciamo nella Santa Messa la partecipazione con gli abiti sardi. E infine adesso ricordare dalla creazione del nostro balletto nell'anno 1996, dove la prima professoressa fu la signora Susana Santijan, e con il video che gli abbiamo dato noi, diversi temi, ha incominciato a fare la preparazione e la pratica del nostro balletto. E anche la signora, ringrazio tanto, la ricordo perché ancora è del direttivo, la signora Giovanna Porcu, che ha preso di dire: io preparo tutti gli abiti sardi, a vedere se li possiamo fare con i libri che aveva e con l'esperienza, perché è nata sarda nativa. Dopo la incorporazione della professoressa Carolina Castiella Torres, che oggi l'abbiamo come invitata al programma, anche con la presentazione dei video, tutta la storia del ballo in Sardegna, e così abbiamo portato avanti tanta bellezza. Per noi è un orgoglio, orgogliosamente sardi siamo, orgogliosamente discendenti siamo, perché l'amore per la Sardegna che ci hanno dato i nostri genitori, i nostri nonni, fu messa in pratica con tutta questa manifestazione culturale che abbiamo fatto e facciamo ogni giorno oggi. Questa pandemia ci ha portato a, non siamo in ginocchio, però a che la situazione non sia tanto amichevole, sebbene con la modernità adesso si può arrivare a stare nelle case degli amici, però non è facile. Il nostro gruppo sempre si è formato con molta allegria. Noi siamo un gruppo del Circolo Sardo di La Plata che l'amore è prima di tutto, lo mettiamo sempre come una carta identitaria, che l'amore per la Sardegna, in ogni cosa che facciamo, sempre è il ricordo della terra natia, il ricordo della terra mai si dimentica. E sì, oggi siamo protagonisti della storia, dell'amore alla terra sarda. Abbiamo anche inaugurato nell'anno 1998 una preinaugurazione della piazza Isola di Sardegna. Abbiamo fatto un gemellaggio con il Circolo Sunuraghe di Biella. È stata una presenza molto importante in quel momento la preinaugurazione della nostra piazza con gli abiti tipici del balletto nostro, che sempre ci accompagna in ogni inaugurazione, in ogni gara. Qua, come vi ho detto prima, nella chiesa, in onore a nostra, abbiamo anche la Madonnina, la portiamo sempre con noi. E qua nella Passage d'Ardo Rocha, anche qua con i bambini della scuola italiana, sempre con l'allegria che ci aspettano ogni anno. Adesso già 2 anni che non andiamo a fare delle classi sopra tutta la storia del nostro circolo, la storia, scusate, del nostro circolo e della Sardegna. Anche lì con tutti i bambini, con i filmati. Adesso vedremo un filmato. Prima credo che questa è di una sfilata che abbiamo fatto nella città di Berisso, nell'ambito di una
festa della collettività italiana, mi pare che no, è il più generale di tutte le collettività, noi abbiamo partecipato, abbiamo anche la possibilità, non abbiamo tanti filmati, perché questo è del 1997-98, quasi 2000, dove sempre non esistevano queste facilità tecnologiche per vedere le fotografie e anche i filmati. Abbiamo riscattato, come si dice? Abbiamo fatto soltanto un solo filmato del balletto, perché non so se sanno, nel 2013 noi abbiamo avuto qua alla città di La Plata un'alluvione che ci ha portato quasi la maggioranza di tutte le cose del nostro circolo, soltanto questo filmato di una festa del circolo siciliano di Sicilia, un anniversario della sua fondazione. Noi abbiamo fatto questo ballo. Adesso. Carolina. Quando lo vedi? Lascio di condividere. Adesso parlerà la nostra professoressa di quel momento, Carolina Castiella Torres. Giovanna gli farà qualche domanda per rispondere, perché lei non sa parlare l'italiano. Noi faremo la traduzione, ma ok, continua. Bien. Buen día, Carolina. Bueno, queríamos preguntarte. Buongiorno. Buongiorno. Queríamos preguntarte qué novedades tenés al respecto en cuanto a todo lo que hemos hablado y tu presentación como profesora del ballet Sardo Forza Paris. Adesso vogliamo farti la domanda, vedere come puoi esprimere tutte le esperienze che hai avuto con la partecipazione come professoressa del balletto Forza Paris del Círculo Sardo di La Plata. Bueno, mi experiencia fue maravillosa, enriquecedora. Pude conocer a un grupo muy unido. Esto que estaban hablando, pude entender, perdón, porque no hablo italiano, pero pude escuchar y entender todo lo que estuvieron contando, tanto del Círculo de Rosario. Tuviste 10 puntos.
voy muy rápido. Bien. Y bueno, la verdad que fui convocada por Juana Signorini para dirigir el balleto. Me pude aprender mucho sobre la cultura de Sarda. En ese momento no existía la tecnología como ahora, entonces me pudieron acercar hacia el ballet, cómo era la danza sarda, mediante videos, y sobre todo Giovanna Porcu y Antonio Segni, que eran parte del balleto. ¿Se me escucha? ¿Sí? Pudieron, o sea, enseñarme y pude, digamos, mamar esa pasión de la cultura sarda, y en cada ensayo, en cada encuentro, escuchar historias y de sus familias, y cómo ver cómo seguía la tradición intacta y cómo esos abuelos pasaban a sus nietos, a sus hijos, toda la historia de ellos, y cómo mantenían y mantienen al día de hoy su tradición y su amor por la isla y por toda su historia. Tanto también me enseñaron sus comidas, aprendí de su música, bueno, y era, cada encuentro era poner la música y enseguida empezaban a bailar, no hacía falta decirles, bueno, vamos a comenzar. Sì, incominciò a parlare sopra come ha conosciuto l'istituzione nostra, che io l'ho chiamata e l'ho telefonata un giorno per mezzo di un'amica mia, e così incominciò a avere tutta la conoscenza della cultura e le tradizioni della Sardegna, e si è sentita molto bene, però benissimo di stare con la nostra istituzione, fino ai piatti tipici, tutto quello che sempre ha offerto la nostra istituzione e la collettività in sì quando siamo andati a ballare. Bueno, seguí ahora. Bueno, eso, y después, bueno, cada encuentro, lo que me queda de recuerdo y lo que me enseñaron, más allá de que yo soy profesional en tango, yo bailo tango, pero me enseñaron la pasión por su baile, que eso me emociona ya al decirlo, porque me recuerdo cada encuentro, cómo era poner esto de la música, y que empezaba, me acuerdo, Antonio, Giovanna Porcu, Juana, cómo enseguida empezaban a mover sus piecitos y a tomarse de las manos, y era, te transmitían esta pasión, y yo que no conozco Cerdeña, he viajado por muchas otras partes de Italia, pero era transportarme, verlos a ellos, era transportarme a esos videos que me mostraban, y ver, bueno, ver la cara de Antonio Segni y de Giovanna, que se les iluminaba su rostro al escuchar la música enseguida, y eso era a mí, o sea, como artista, ¿no? Me transmitían esa pasión natural, o sea, yo me trasladaba a ver un grupo de personas que era amor a su tierra, a su danza, que yo lo trasladaba a mí, a lo que amo hacer, que es bailar, pero a mí me transmitían eso, así que para mí fue una experiencia muy rica a nivel humano, o sea, me quedo con eso, y agradezco a Juana, agradezco a Giovanna, que en ese momento dirigían, bueno, Victoria la conozco de chiquita, que venía a los ensayos, al ballet, a las reuniones, y agradezco haber pasado y haberlos conocido, y que me hayan enseñado de Cerdeña,
O sea, gracias a ustedes aprendí a amar una tierra que, bueno, al día de hoy no conozco, pero aprendí a amarla. Así que bueno, los felicito a todos los que estoy escuchando por ese amor, porque en cada uno de los que estoy ahora escuchándolos, ese amor que tienen por su lugar, por su historia. Los felicito a todos. Sì, non so Elio, che soltanto posso dire il puro amore che ha detto la professoressa, che anche ella è professoressa di tango e parla tango, però si riassume tutto in una parola, che è l'amore che abbiamo sempre messo per la formazione del nostro balletto e per portarlo avanti. Soltanto la parola amore, il rispetto che essa ha provato e la parte umana, che raccoglie la parte umana, l'amore per la sardità e la terra di questo gruppo folk che fu il gruppo del circolo nostro, no? E noi anche ringraziamo la professoressa perché grazie alla professoressa abbiamo portato avanti tante presentazioni. No, era el amor que ustedes le tienen a su baile, a su danza, a su historia. Es el amor que lo transmiten constantemente. Sí, así que sí. Felicitaciones. Gracias. Por este encuentro, gracias por permitirme estar. Gracias. Vicky, concludi? Sì, ringrazio un'altra volta tutti voi che ci hanno lasciato creare e condividere questa storia, la nostra storia, in questo spazio. Noi che siamo distanti dall'isola ma sempre uniti a tutti i sardi del mondo. No? Grazie. Grazie, uniti con il cuore. Grazie a voi. Vi ricordo che siamo sempre in collegamento con la piattaforma TV Ionoas e sulla nostra piattaforma di Istanti Uniti Casa Sardegna Online. A questo punto io passerei la parola, sul terzo blocco, la parola direttamente al presidente dell'Associazione Culturale Murales di Orgosolo, che è Antonio Rana, per una breve introduzione. Antonio? Ok. C'è? Ci sei? Sentite? Ok, sì, non ti Ciao Elio. Era un ambasce. No, eccomi. Ciao a tutti. Quindi saluto quanti mi hanno preceduto con i loro interventi. Io sono Antonio e sono il presidente dell'Associazione Culturale Murales. Abbiate pazienza, mi sono preso un po' di appunti perché non sono così abituato a parlare in pubblico. Allora, il nostro gruppo folk nasce ad Orgosolo nel 1990. Dopo alcuni anni di attività, nel 1993 diventa Associazione Culturale Murales, appunto. È un'associazione culturale costituita da 42 persone attualmente, di ambo i sessi, con un'età che va dai 16 sino ai 59 anni circa. È un'associazione che è composta da un corpo di ballo, alcuni musicisti che suonano l'armonica a bocca, l'organetto diatonico, e poi dal tenore, per quanti non lo conoscano, è il coro polifonico tipico appunto della cultura musicale sarda. Il nome della nostra associazione prende spunto dal fenomeno culturale del muralismo orgolese. È un fenomeno culturale che si è sviluppato a partire dagli anni 60 ad Orgosolo. Infatti il centro abitato è caratterizzato dalla presenza di numerosi murales che ritraggono scene sia di vita quotidiana, però anche di tematiche di natura politica, sociali, culturali, eccetera. Allora, l'associazione è stata costituita con uno scopo in particolare, salvaguardare e tutelare la cultura sarda e orgolese in tutte le sue espressioni e sfaccettature, quindi a partire dalla lingua sia orale che scritta, all'abito tradizionale, alla produzione letteraria, al canto a tenore e così via. C'è da dire una cosa, viviamo in un'epoca che è caratterizzata da una globalizzazione culturale che tende ad appiattire le culture minori ed a omologare le popolazioni a culture che prima non gli appartenevano.
dico una parola forte, ma viviamo in un'epoca in cui c'è una sorta di colonizzazione culturale e quindi noi in un certo senso cerchiamo di salvaguardare la nostra identità e le nostre specificità culturali. Allora, l'associazione dal 1993 ha portato avanti moltissime attività, quindi dalla presentazione di libri alla pubblicazione di libri, alla pubblicazione di CD musicale, realizzazione di spettacoli musicali, di convegni, laboratori sul canto a tenore e sul ballo, eccetera. E poi abbiamo avuto anche la possibilità di esibirci all'estero, in Germania, Francia, Olanda, Georgia, Thailandia, insomma in molti posti. Siamo stati molto fortunati da questo punto di vista. Tuttavia l'attività principale della nostra associazione è caratterizzata dalla partecipazione alle principali sagre della Sardegna, quindi Santo Efisio, il Redentore, Sant'Antioco, la Sagra degli Agrumi, e tutte manifestazioni in cui ci esibiamo sostanzialmente con il nostro abito tradizionale, rappresentando i balli tipici della cultura orgolese, che vengono attualmente tuttora svolti dalla popolazione a tutti i livelli sociali, e quindi niente, ci esibiamo in abito tradizionale accompagnati sia dai nostri appunto suonatori, quindi dall'armonica a bocca e dall'organetto diatonico, che dal tenore. Per quanto riguarda allora il ballo, saper ballare i balli sardi non è qualcosa di innato. Insegnandolo ci siamo accorti che ci sono persone più portate, questo è vero, però sostanzialmente ad Orgosolo io ho notato che si acquisisce il ballo anche in altri contesti al di fuori dell'associazione. Infatti molti di quelli che fanno i corsi di ballo da noi hanno già sono già capaci di fare alcuni passi e di eseguire alcuni balli. Io faccio un esempio, per esempio in ambito familiare, io mi ricordo che quando eravamo piccoli si usava fra vicini di casa prendere il fresco d'estate la sera, e quindi in questi contesti c'era una vicina di casa che ci raggruppava e ci insegnava i primi passi dei Suballuttundu. Oppure ci sono altri contesti ad Orgosolo, penso alle feste religiose e laiche, oppure alle feste legate a celebrazioni come matrimoni. In questi casi ci sono persone più coraggiose, tra virgolette, che si inseriscono nel ballo e cercano di carpire dagli altri ballerini i passi della danza. Con l'associazione facciamo un altro tipo di lavoro, nel senso che facciamo dei corsi di ballo che hanno solitamente una cadenza annuale, durano un'ora circa ciascuna lezione e si svolgono insomma valutando un po' la capacità dei singoli ballerini e formando dei gruppi che in relazione al livello di conoscenza di quel ballo del ballerino stesso. Questi gruppi poi vengono affiancati da noi stessi, quindi siamo noi che sostanzialmente cerchiamo di tramandare il ballo e insomma mandare avanti questa conoscenza. Allora, circa io credo di avere insomma finito il mio intervento. Volevo passare la parola a Cecilia, che magari insomma affronterà con maggiore precisione per quanto riguarda l'argomento dei balli, anche da un punto di vista antropologico, simbolico e culturale. Però se ci permettete, prima volevamo esibirci con l'associazione e insomma farvi vedere un piccolo assaggio di una nostra danza. Faremo un ballo tundu accompagnati dal tenore e poi durante il ballo ci sarà un cambio musicale perché lo stesso ballo verrà accompagnato dall'armonica a bocca. Ok? Ottimo. Perfetto. Devi chiedere allora di ingrandire. Chiedi a Elio di ingrandire. Ok, Elio, scusami, dovresti cercare nella finestra Pietro Tanda e dovresti ingrandire cortesemente la finestra di quest'utente. Perché lui farà le riprese. È lui che fa le riprese nel mentre in cui parliamo. Vi lascio un secondo. Sì? Sì. Ragazzi, guarda che mi sta per connettere. Ah, ok. Ecco. Ok? Pietro ci sei? Ci sono io, Pietro ci sei?
Che questa è gente Venimos a suonare, a cantare con questa sarda antica melodia. Proponere un pago in allegria, la gente che ne danno si Cantamos scuro prova valorizzare la lingua santa e esos poetas, esos cantadores risaltan de esa lima los valores. Santos tenile constancia, in sud e toccata pelle, fine de vite stelle, non perde la speranza. Fatti con il suo cammino, ma tu risultato il tempo. La venire proprio sue, caro, senza spirito.
Bravo! Bravissimo! Bravissimi! Bravi! Eccoci! Davvero bravi, complimenti, complimenti. Bravi, bravi. Non sappiamo cosa siete riusciti a... Innanzitutto io sono Cecilia, un'altra socia, per chi non mi conosce, dell'associazione. Speriamo che si sia potuto ascoltare un po' delle sonorità del cantatenore, così come il cambio di registro musicale dell'armonica a bocca. Sì, abbiamo assistito bene. Tranquillo, un minuto di defiance, un momento, ma va benissimo. Vabbè. Quindi, Cecilia, adesso a te la parola. Sì, innanzitutto ci tenevamo comunque a ringraziarvi per le emozioni che ci avete trasmesso, perché ascoltare dei nostri conterranei così lontani
che ci parlano di questo sentimento molto forte per la nostra terra e quindi anche per tutte le tradizioni, e continuano a trasmetterlo, non ci può che rendere ancora più orgogliosi di appartenere alla nostra terra. E quindi diciamo che onore e merito va a voi che lavorate forse anche molto più attivamente di noi sul piano culturale, insomma. Quindi per noi è stato solo un grande vanto ascoltarvi. Allora, innanzitutto riprendo fiato perché io sono un po' anziana, mi hanno fatto ballare oggi, quindi sono un po' staccata. Antonio insomma mi ha un po' anticipato nelle tipologie dei balli che abbiamo ad Orgosolo. Io vi dico questo, che innanzitutto per chi non è mai stato in Sardegna, già sentivo Leonardo che l'ha raccontato in modo molto preciso, sapete benissimo che la Sardegna è composta da 377 comuni e siamo un'isola nell'isola, perché ogni comune, voi sapete, ha la propria lingua, i propri usi e costumi. Anche se siamo vicinissimi come paesi, abbiamo delle culture completamente diverse. Questo perché, lo sapete meglio di me, la Sardegna è stata attraversata da tantissime popolazioni, quindi ci portiamo dietro influssi storici di ogni genere, romani, greci, bizantini, di ogni genere. Questo si ritrova anche nei costumi, nella lingua e anche nelle nostre stesse danze. Qualcuno di voi è mai stato ad Orgosolo? Sì. Però qualcun altro che è fuori magari no. Allora io, se voi siete d'accordo, inizio a darvi una panoramica geografica di quello dove si trova il nostro paese e com'è strutturato. Io ho composto un brevissimo video, così vi faccio vedere. Noi siamo grosso modo al centro della Sardegna, quindi è un paese che si trova in montagna ed è la porta, diciamo così, metaforicamente, di una delle catene montuose più importanti che abbiamo in Sardegna, che è il Supramonte. Orgosolo si trova all'interno poi dell'area più vasta, che si chiama Barbagia. Siamo in provincia di Nuoro. Allora, adesso io ho un tecnico a fianco che gentilmente mi aprirà il video. Usufruisco. E vi faccio vedere quello che è il nostro paese, composto da circa 4.500 abitanti, come vedete ai piedi del Monte Lisorgoni, quello che è alle spalle, mentre invece alla vostra sinistra si intravede già la catena del Supramonte, come potete vedere, ed è tutta l'area montuosa centrale della Sardegna. Il nostro paese ha cultura soprattutto agropastorale, vi dicevo è composta da 4.500 abitanti e ha all'interno si può considerare un museo a cielo aperto, perché ogni muro è attraversato e dipinto dai murales. I murales che adornano appunto tutti i muri delle case e delle vie e narrano le lotte politiche e sociali o avvenimenti storici, culturali e politici di tutto il mondo. In questo caso, per esempio, vedevate i murales dedicati alla lotta di Pratobello, che ci fu nel 1969, ma come potete vedere ci sono murales di ogni genere. Per questo Orgosolo, come anche per altri aspetti culturali, è molto importante in Sardegna e conosciuto un po' anche a livello internazionale. Questa è la nostra saggezza antica, gli anziani seduti al fresco, zia Carola, che conobbe appunto anche De Seta. Questo è un momento della processione della Madonna dell'Assunta a Ferragosto. Qua tutte le persone con gli abiti tradizionali che escono appunto durante le processioni. Ancora oggi da noi si usano i costumi, noi li chiamiamo costumi in italiano, ma in realtà erano gli abiti che venivano utilizzati tutti i giorni e si usano per esempio per le processioni, oltre che per ballare appunto nelle associazioni culturali, per battesimi ed altre per matrimoni, anche appunto sposarsi proprio in costume. E abbiamo un abbigliamento molto particolare, tra l'altro considerato uno dei più originali
ha delle origini ancora molto medievali, con una benda che avvolge tutto il capo, ed è prodotta interamente ad Orgosolo perché è prodotta con la seta e i bacchi vengono allevati ad Orgosolo. Se c'è qualche problema o vado troppo veloce, io vi chiedo di interrompermi perché magari inavvertitamente non me ne accorgo, quindi mi raccomando, sentitevi liberi di interrompermi. Allora, adesso diciamo che iniziamo a parlare di quello che è il ballo di Orgosolo. Dal punto di vista linguistico, i termini utilizzati ad Orgosolo per indicare il ballo sardo sono due, scusatemi, zuballu al singolare o sorballos al plurale. Sorballos sardos è un termine in contrapposizione a sorballos civiles. Forse l'avete sentito un po' nominare anche dal vostro conterraneo di Orani. Sorballos civiles, tradotti in italiano, sarebbero, tra virgolette, i balli civili, indicavano e indicano ancora oggi il ballo liscio, le mazurche, il valzer che arrivarono in Sardegna a partire dal dopoguerra, quindi fine anni 40. Le danze invece tradizionali orgolesi si suddividono in tre tipologie. Abbiamo Suballutundu, che è quello che avete visto ballare adesso da noi, su Passu Torrau e su Dillaru. Io adesso vi mando tre video differenti. Innanzitutto vi faccio vedere un momento dell'esibizione della nostra associazione, quindi col costume, mentre ballano un pezzo di Ballutundu durante una festa che appunto c'è a Nuoro, che si chiama la festa del Redentore a fine agosto, giusto piccoli minuti. Il mio tecnico lavora. Che un canto idolizzo, vita sul sardo giardino, sul nostro caro terrino, che è sul condiviso, che è sul condiviso, che è sul condiviso. Sorbenes de calidade, solo gai poden bene, tanto podemos mantener custas de identidade, Una limba vaidada, in domoi in scola, gai terra sarda sola, si poden narrer tamada, si poden narrer tamada, poden narrer tamada. Muttilen de manu, d'ogni popolo a ballare, un ballo tunusano, casa paga de regnare, casa paga de regnare, casa paga de regnare. Quindi questo era un piccolissimo tralcio del video del Suballutundu in occasione del Redentore. Poi vi spiegherò sinteticamente quali sono le differenze tra Ballutundu, Passu Torrau e Dillaru. Adesso invece vi faccio vedere su Passu Torrau, che è un ballo particolare, abbastanza diffuso nell'area della Barbagia, quindi del Nuorese, dove si eseguono una serie poi di inchini seguendo appunto una logica particolare. Passu Torrau.
Adesso chiudiamo con Sud-Illaru, così vi ho dato una panoramica generale su quelle che sono le tre danze principali di Orgosolo. Eccolo qua. Come noterete si balla presi anche diversamente, quindi le braccia sono lungo i fianchi e ci si prende proprio per mano invece che essere presi a braccetto. Questo invece era Sud-Illaru. Quindi vi abbiamo già anticipato che l'accompagnamento musicale può essere costituito per noi di Orgosolo ovviamente dal cantatenore, che è appunto un coro a 4 voci, le cui origini sono molto antiche, l'organetto diatonico, che è uno strumento che è arrivato in Sardegna a fine 800 e ha preso i repertori esistenti in origine qua in Sardegna, in questo caso per esempio da noi il cantatenore o nel caso del sud Sardegna i repertori delle launeddas, che è un altro strumento, e sono stati via via rielaborati e trasferiti su quel strumento e l'organetto diatonico è entrato a far parte della cultura musicale sarda. E poi qua ad Orgosolo, come avete visto, è molto forte anche l'uso dell'armonica a bocca, di cui noi abbiamo un grande suonatore, ce ne vantiamo, che è appunto il nostro socio Franco Corrias, che avete potuto anche vedere prima, che è anche la voce solista del coro a tenore della nostra associazione. Allora, dal punto di vista strettamente coreutico, i nostri balli hanno passi diversi a seconda appunto della tipologia e tempi musicali differenti. Però individuiamo in tutte e tre le tipologie una parte assa seria, cioè una parte più seria dove si rimane più composti col corpo, perché anche la musica ci segnala che si deve tenere appunto quel ritmo molto composto del corpo. È più lento anche il tempo stesso. È una parte invece più cadenzata, che chiamiamo salligrada, in cui i passi sono più veloci e leggermente saltati e si possono fare delle figure in coppia. Come avete visto, noi ci siamo aperti in coppia quando ha girato la musica o è subentrato il coro delle 3 voci e a quel punto si possono fare dei giri senza però eccedere, perché Orgosolo appunto appartiene ad un'area geografica in cui culturalmente e anche coreuticamente i balli rimangono molto seri. Noi non abbiamo ballerini che fanno giochi con i piedi, per esempio, o si fanno danze di corteggiamento. La nostra cultura d'origine è appunto molto seria, gli stessi anche i nostri costumi, come avete visto, ci portavano ad avere comunque il corpo sempre molto coperto. Questo si nota anche nelle stesse danze che rimangono molto appunto molto serie, non ci sono tanti giochi di piedi o tante figure. La figura principale è sicuramente comunque il cerchio. Ciò che innanzitutto premeva
spiegare a voi è quella, una cosa che appunto volevo spiegarvi e che però poi voi avete un po' anticipato, è l'emozione del ballo. Voi vi siete legati, come ci avete raccontato, al circolo e alle danze perché siete stati mossi da un grande sentimento che è quello dell'amore per la vostra terra. Ma se io dovessi spiegare per esempio a una persona che non è sarda e vorrebbe avvicinarsi alle nostre danze e mi chiede come mai, come fai, cioè quando è che tu sei entrata a ballare, che cosa provate voi la prima volta quando entrate a ballare e venite catturati? E allora ciò che ti spinge, ti spingeva in passato e ti spinge ancora oggi a ballare, per esempio in un contesto di piazza, no? In un contesto festivo, era sicuramente l'occasione stessa. Le feste per noi nei nostri paesi coinvolgono tutta la comunità. Quindi un'intera comunità di persone che prende parte direttamente ai festeggiamenti come attori sociali. E allora si dice che Zavidda est in festa, Zavidda il paese è in festa. Ciò che si percepiva e si percepisce durante le nostre feste, nei nostri balli in piazza, è un sentimento comune di unione. Ci si sentiva raccolti in un'unica grande famiglia all'interno del nostro stesso paese. Per quanto magari non si conosce personalmente tutte le persone che entrano magari a ballare in quel cerchio, però l'occasione festiva è talmente attesa dai più piccoli fino ai più grandi in egual misura, che quindi viviamo un sentimento comune. È il tempo in cui la quotidianità fatta di lavoro, pensieri, problemi familiari viene completamente sovvertita, ribaltata, per lasciare spazio quindi alla felicità, all'esuberanza, al sano divertimento. La comunità, quando vediamo appunto rappresentato quel cerchio nei balli in piazza, io vi farò vedere qualche scena, la comunità in quel momento è racchiusa nel cerchio. Per esempio, una delle nostre socie mi raccontava quando l'avevo intervistata, Patrizia, che è qua presente, e gli avevo chiesto: Patri, perché a te ti piace entrare a ballare? Cosa ti comunica il ballo in piazza? Adesso io ve lo dico in orgolese, poi ve lo tradurrò, no? In italiano. M'agrada a ballare a cerchio, pro si vede s'unione paris in sazzente, esprimere veramente un sentimento di orgoglio, di coesione, desueremus paris usa osa, e nemos nos podere sconfiggere. Quindi mi piace entrare a ballare in cerchio perché si vede che siamo uniti tutti insieme con le persone. In quel momento si esprime veramente un sentimento di orgoglio, di coesione, e facciamo tutti insieme, tutta la comunità concorriamo a fare un'unica cosa. Adesso vi mostro la scena di un ballo in piazza, di una festa che appunto abbiamo avuto prima della pandemia qua ad Orgosolo, e vediamo un po' se vi ritrovate in ciò che vorrei farvi capire. Allora, condividiamo un video. Sì. Moderare barone da tirannia, di non provvide mia, porrate da penterra, di chi hará del casa guerra contra de esa prepotencia, e con esa paciencia in su popolo a mancare. Ai tigridin digridella, digridin dindella, digridin dinda, ai tigridin digridella, digridin dindella, digridin.
Ecco, quella appunto era una scena di ballo in piazza, c'erano molti nostri soci, se avete potuto vedere, e noi balliamo così spontaneamente, c'è la musica che in genere con i suonatori sul palco e si entra a ballare nel cerchio liberamente, ci si prende sotto braccio uno a fianco all'altro anche senza chiaramente conoscersi e si fanno appunto anche più cerchi, se c'è ci sono tante persone nella piazza, anche più cerchi uno dentro l'altro. Lo stato mentale, no? In cui entra un ballerino, possiamo dire, no, dal punto di vista antropologico, che è quasi catartico. È un termine che io lo capite benissimo, ok. Perché la musica lo cattura nel cerchio, gli trascina, tra virgolette, metaforicamente le gambe e il corpo, danza ininterrottamente, perché spesso noi ci troviamo nei balli in piazza a ballare anche per 2-3 ore di seguito, perché si balla durante la notte. E il suono del ballo lo porta in un'altra dimensione mentale, accantonando per un breve momento la vita reale umana, che è fatta di fatiche, malumori e preoccupazioni, per una dimensione di sano piacere. Il ballo ti appaga mentalmente e fisicamente, perché attraverso il movimento del corpo che si sfoga, tra virgolette, si sfogano tutte le nostre emozioni positive e negative. Ecco perché la maggior parte anche degli informatori che io mi sono ritrovata ad intervistare parla sempre di un piacere nel ballare, un po' come il vostro, non solo il sentimento ma anche il piacere, li fa stare bene. E questa fondamentalmente poi è la potenza del ballo e di tutte le danze tradizionali e non solo, che appunto ritroviamo un po' ovunque. Vi faccio vedere un'altra scena di un ballo in piazza, dove vedrete in questo caso, siamo sempre ad Orgosolo, vedrete anche le donne adulte che entrano tranquillamente a ballare. Questa era in occasione di un Ferragosto ad Orgosolo. Ci siete fin qua? Avete qualche domanda da farmi? Così io vado avanti. Se sono troppo lunga, ma ho quasi fatto, ditemelo. Ok, vedo qualcuno super felice non so se è felice o un po' così nel video. Maria Vittoria, la vedo super, la vedo super. Sono emozionati. Mi encanta, mi piace moltissimo partecipare dei balli quando sono in Sardegna, anche con tutti i gruppi. Cecilia, io sono quello cattivo. Mi piace moltissimo ballare. 3 io minuti? ballavo nel mio... Ti do 3 minuti, Cecilia. 3 minuti e chiudo, però me le devi far dire queste cose, Elio, così poi chiudo. Vai. Vi racconto una cosa Sono del io passato. il cattivo, lo so. No, dai. Allora, in passato, no, come avvenivano i primi approcci, un po' vi ha dato un input Antonio, il nostro presidente, però lui è più giovane. Allora, quando ho chiesto un po' alle persone più adulte quali erano i primi approcci per voi col ballo sardo, allora i primi approcci con il ritmo del ballo e il suono della musica per i miei informatori sono stati dai canti delle filastrocche e delle ninne nanne. La ninna nanna, no? Che le mamme o altre figure femminili, nonne, sorelle maggiori o semplici vicini di casa, intonavano sulle ginocchia ai bambini per farli addormentare oppure per farli giocare.
Mentre la prima esperienza come osservatori del ballo per alcuni di questi informatori sicuramente non è legata né alle sale da ballo, né ai gruppi di ballo, né alle palestre. Questo parliamo del passato ovviamente. Eris, noi lo diciamo, no? C'è chi ricorda di aver visto ballare alcune donne anziane, saseminas mannas, presso un'abitazione privata durante i festeggiamenti di un matrimonio, e di essere entrata a ballare nel cerchio, noi diciamo isticchiu ammesu, quindi di essere entrata a far parte di questo cerchio come si faceva con i bambini, o chi ballava nelle cucine delle case con le sorelle e i gruppi di amici, zastroppas, che al tempo andavano di casa in casa e si intrattenevano a chiacchierare, bere del buon vino, e se c'era un suonatore di armonica a bocca, zatrumba, o un antadore, quindi una persona che cantava, un po' come Franco, fra di loro iniziava a suonare o cantare, e così si ballava per ore nelle abitazioni. Per esempio c'era Maurizio Bassu, che è un nostro socio qua presente, ha cantato a tenore, mi ha raccontato in occasione del carnevale, quando ancora si usciva per le vie, no, mascherati, mi disse: ricordo la prima esperienza nei primi anni 60, no? Del carnevale, in cui sono uscito mascherato, ero emozionato, e all'epoca esisteva il mangiadischi. Si metteva il disco 45 giri, lo coprivamo con una busta per non farlo vedere alle altre persone, e così si usciva con il mangiadischi e ci sembrava chissà quale cosa particolare avessimo fatto, perché potevamo ballare andando in stradone, quindi mentre che camminavano e percorrevano le vie del paese. Ovviamente parliamo dei primi anni 60, non esistevano né iPad né tutte queste strumentazioni che abbiamo adesso, e quindi poi da lì ha imparato a suonare la trumba, e allora con l'armonica a bocca poteva accompagnare i propri amici nelle occasioni, diciamo così, festive. Vi mostro 3 fotografie e poi chiudo, per farvi vedere che appunto il ballo spesso era anche diciamo rappresentato da uomini con uomini che ballavano. Ci sono diverse fotografie antiche, così come donne con donne. Vi faccio vedere per esempio alcune foto dei primi anni 60 fatte ad Orgosolo. Il mio tecnico lavora per me. Allora, come vedete, gruppi di uomini che ballano, siamo nei primi anni 60, così come c'è un'altra foto che ci tenevo a farvela vedere, quella dello scolastico. Torna indietro, non c'è, no. Eccola qua, questa, che è stato il nostro manifesto di Ballos, che è diciamo un festival che noi facciamo con la nostra associazione ad ottobre, in occasione di diciamo, un circuito commerciale che si chiama Autunno in Barbagia. E questo festival che noi facciamo, Ballos, ha come foto appunto questa foto qua, che è stata scattata ai primi anni 60 in una piazza che all'epoca esisteva ad Orgosolo, che adesso ci sono tutti gli edifici della scuola elementare. Lì in quella piazza si facevano i balli. La particolarità qual è? Che in mezzo potete vedere delle coppie miste, uomini e donne. Non era così scontato all'epoca che le donne entrassero a ballare liberamente nel cerchio e durante le feste, così in modo pubblico, perché chiaramente ancora vigevano delle regole sociali molto, molto rigide. Poi via via con il tempo queste regole sono state ovviamente superate, quindi anche da noi si è raggiunta assolutamente una libertà. E come vedete ci sono tanti uomini che ballano tranquillamente presi sotto braccio. Questo è in linea generale diciamo le caratteristiche antropologiche, coreotiche del nostro ballo. Poi chiaramente noi vi invitiamo a venire assolutamente ad Orgosolo a far visita al nostro paese, alla nostra associazione, perché tutto il resto va vissuto di persona, oppure facciamo un bellissimo gemellaggio e noi
ci incontriamo ben volentieri, veniamo lì, venite qui, insomma, Covid permettendo. Allora, grazie Cecilia. Diciamo, i nostri amici hanno conosciuto anche i murales di Orgosolo, perché abbiamo dedicato una trasmissione interamente ai murales. Volevo chiedere un attimino se per caso Antonio volesse fare un saluto conclusivo per poi passare la parola al nostro... Dobbiamo fare un altro ballo se vuoi. No, allora no, se vuol concludere, se no abbiamo sforato un po' abbastanza e poi c'ho Mattia che sta aspettando. Ok, mi chiede Antonio se vuoi fare un saluto. Salutare. Ringrazio. No, giusto riecco. Perché abbiamo sforato un po' troppo, perché avevamo visto. No, lo capisco, non c'è problema. No, allora volevo solo chiudere l'intervento ringraziando di cuore intanto gli Stampa Unitica della Sardegna Online ed in particolare Elio e Nicoletta, la Fasi, poi i circoli di Rosario e La Plata per il lavoro e la passione con la quale hanno portato avanti sino ad ora le loro attività. Quindi speriamo che ci siano sempre più persone appassionate ed in grado di portare avanti queste tradizioni con orgoglio, così come lo state facendo voi. Grazie di nuovo, grazie a tutti e buona serata. Grazie altrettanto, grazie a tutti i componenti dell'Associazione Culturale Murales. Allora, passerei la parola a Mattia Lilliu, che praticamente è il presidente del coordinamento Giovani Fasi, va bene, che diciamo poco tempo fa hanno concluso un ottimo lavoro su un progetto regionale sul ballo. Mattia, presentati ai tuoi primi 40 anni. Ora sono ancora molto più giovane dei 40. Intanto buon pomeriggio a tutti. Scusatemi, sono arrivato un po' in ritardo, ho perso alcuni pezzi, quindi mi scuso per questo. Ho visto alcuni stralci e sono un po' in imbarazzo perché siete tutti bravissimi. Vabbè, ovviamente con i ragazzi di Orgosolo alzo assolutamente le mani, anche con gli altri ragazzi emigrati in Argentina, bravissimi, siete davvero eccezionali, un esempio per tutti noi emigrati. No, come diceva Elio, appunto anche ovviamente il ballo, per come ci spiegava prima Cecilia, il ballo per qualsiasi sardo penso che sia un fattore di richiamo estremamente potente, presente in tutti noi, anche in chi non balla o in chi si vergogna, perché appunto tante volte molte persone sono timide e non si lanciano appunto nel ballare, però sentono comunque, ti arriva questo messaggio, questa potenza che è data sia dalla musica e sia dalla danza. E devo dire che tra noi giovani, specialmente tra i figli degli immigrati, è comunque stato molto, si è discusso tanto di ballo sardo ed è emerso questo desiderio di impararlo, perché appunto all'interno dei circoli dei sardi magari è difficile fare dei corsi, organizzarli magari per mancanza di insegnanti, perché manca susonadori, oppure perché ci sono dei costi comunque alti da sostenere, che fare magari dei costi di trasferta di un eventuale maestro, oppure insomma sono varie le motivazioni. Per cui cosa abbiamo fatto? Nel 2018 abbiamo provato, come dire, nel nostro piccolo, a sopperire a questa mancanza. Quindi da un lato tante persone, anche non sardi, che frequentano i nostri circoli, che ci chiedevano: ah, ma che bello, voglio imparare, come si fa, come non si fa. Allora abbiamo detto: ma perché non proviamo a fare dei video tutorial di ballo? E così ci siamo lanciati in questa avventura, e da lì è nato
un progetto, quindi la produzione di 5 video tutorial per imparare i 5 passi. Per cui con l'aiuto di un esperto di ballo, quindi di Emanuele Garau, abbiamo fatto le riprese di questi 5 passi e abbiamo costruito delle mini video lezioni che quindi chiunque autonomamente da casa, da solo, può visionare, e quindi, come dire, può essere un primo tentativo di approccio al mondo del ballo. Ne siamo particolarmente orgogliosi perché alla fine questi video sono stati interamente realizzati e girati in continente, in Italia. Quindi 2 ballerini coinvolti, quindi la coppia che vediamo nei video tutorial sono in realtà figli di emigrati che hanno i genitori insegnanti di ballo, e quindi hanno imparato fin da piccoli. Chi si è occupato dell'organizzazione, della regia, del montaggio di queste video lezioni è altrettanto sardo, è altrettanto emigrato, e quindi diciamo è tutto un prodotto made in Italy, chiamiamolo così, però made in Sardegna, ma fuori dalla Sardegna. E quindi, insomma, questo. Abbiamo effettuato le riprese al circolo di Cinisello, che appunto dispone di uno spazio teatrale che quindi si ben prestava a iniziative alla realizzazione di video. Io purtroppo vorrei provare a farvi vedere semplicemente la struttura della video lezione, non so se si vede qualcosa. Intanto vi dicevo, tutti i video sono su YouTube, sul sito fasi-italia.it, oppure sul sito del coordinatore. Come vedete, all'inizio di ogni video c'è una piccola spiegazione di Emanuele, e poi quindi spiega il ballo e poi entra nel dettaglio del passo, della mossa che deve essere fatta. Ad esempio qui vado un po' avanti e vediamo che ci sono proprio le indicazioni uomo e donna, passi uguali. Poi insomma, via via con lo svolgimento appunto del ballo, uomo passo fiorito, donna passo raccolto, per cui ti spiega proprio nel dettaglio come fare su balludundu, su passo d'arrau, quindi questi sono i 5 video che abbiamo realizzato. Devo dire che anche forse un po' inaspettatamente questi video hanno avuto tantissime visualizzazioni e continuano nel tempo a crescere, per cui appunto a testimonianza di tutto quello che avete detto poi voi questo pomeriggio, che il ballo sardo è una di quelle tradizioni sarde che potremmo definire universale, che quindi appunto raccoglie tutti quanti. Insomma, quindi questo. A questo punto io non vi faccio vedere tutto il ballo, perché altrimenti poi non andate nel video e non lo imparate, anche se voi già tutti voi lo sapete fare. per cui questo. Bene, Mattia, grazie di questo suggerimento, sicuramente verrà raccolto dai nostri amici. Tu avresti bisogno di vederli e di imparare, Leo. Sì. Questi video tutorial sono per te. Poi lunedì ci vediamo, vero, io e te? Benissimo. Un saluto a tutti davvero. Bene, grazie comunque Mattia, a parte gli scherzi sei sempre prezioso. Allora, siamo ormai alla conclusione, però prima di congedarmi, diciamo, sarà bene che la persona che ha contribuito anche
alla realizzazione in parte di questa trasmissione, va bene, facesse un saluto anche lei, e per cui chiederei a Mattia di togliermi il video e di ritornare direttamente al grazie. E chiederei alla buona Nicoletta Menneas, va bene, di fare un saluto lei a conclusione di questa bellissima giornata, serata, insomma, pomeriggio o sera. Vado? Certo. Buonasera a tutti, buonasera a tutte, benaz a paus e benaz a paz. Che dire, cioè, dopo questa emozione, ragazzi, è stato un pomeriggio abbastanza intenso. Grazie veramente a tutti coloro che hanno partecipato. Vorrei ringraziare però particolarmente gli amici sardo-argentini per aver fortemente voluto questo evento, ma soprattutto per averci trasmesso attraverso la loro esperienza, attraverso la loro storia, le loro emozioni, la forza per andare avanti, per continuare la nostra attività associativa. Cioè, sappiamo tutti, nonostante, a parte vabbè, questo periodo un po' abbastanza difficile, brutto un po' per tutti, quanto è difficile organizzare eventi, no? I miei colleghi presidenti, che c'è in linea e online sa benissimo, ma me lo possono confermare anche gli amici di Orgosolo, insomma non è mai facile. E quindi figuriamoci addirittura organizzare eventi o portare avanti per 27 anni a chilometri di distanza questa passione, cioè la passione per il ballo, la passione per la Sardegna. Cioè, ragazzi, complimenti, come ho già detto a Vicky e Leonardo, lo ripeto ancora, grazie perché da questo pomeriggio sicuramente avremo in Italia, soprattutto una carica in più, una carica diversa. Dopodiché ovviamente volevo ringraziare gli amici di Orgosolo, dell'Associazione Culturale Murales, per aver accettato il nostro invito, per essere stati con noi questo pomeriggio, ma li volevo soprattutto ringraziare per essere degli ottimi rappresentanti e sicuramente un punto di riferimento molto importante in ambito folcloristico, non solamente per il paese di Orgosolo, ma credo veramente per tutta la Sardegna. Permettimi il ringraziamento da presidente, poi ovviamente non posso che ringraziarli da orgolese per avermi fatto veramente permesso questo tuffo virtuale nel mio amato paesello. Dopodiché rubo Elio altri 2 secondi, non mi invecchiare, ma vorrei che, sperando insomma che una volta abbassati i riflettori, come si suol dire, no? In gergo, staccato il collegamento di questo evento, le emozioni che abbiamo vissuto questo pomeriggio non vadano a finire nel dimenticatoio, ma rimangano vive, a sottolineare quindi l'importanza e il valore degli emigrati sardi nel mondo, portatori e ambasciatori di cultura, folklore e tradizioni sarde. Che arrivasse, mi spiace che oggi non abbiamo avuto il piacere di avere con noi l'assessora, ma che arrivasse a chi di dovere, insomma, il messaggio e le emozioni che vivono gli emigrati sardi, appunto, sparsi in tutto il mondo, nel sentire solamente una tromba, per sentire 2 note di organetto, quali sono le emozioni. Essere sardi non significa solamente vivere e risiedere all'interno geograficamente, insomma, nel territorio sardo, ma essere legati profondamente, nonostante la distanza, alle nostre radici, legati da questo famoso cordone ombelicale, no? Che ripetiamo sempre, difficile da recidere. Quindi grazie a tutti, grazie delle tante emozioni, che dirvi.
Niente, mi taccio. Sono talmente emozionata che non parlo più. Vai Elio. Grazie Nicoletta, sapevo che potevi concludere in bellezza, va bene, questa giornata con le tue parole. E io chiudo, vi ringrazio anch'io, ricordandovi che riprenderemo a settembre. A settembre riprenderemo con il progetto La Sardegna si racconta, con la presentazione di 2 paesi, uno sarà Sorgono, presentato dal Circolo di Firenze, e uno sarà Armungia, presentato dal Circolo di Siena. Adesso vi dico quello che fo, praticamente chiudo la registrazione